Nel cosiddetto decennio di preparazione, fra il 1849 e il 59, dopo l'esito amaro del 48, anche in Friuli come altrove non si esaurirono le spinte anti-asburgiche. Se la fortuna di Mazzini declinava, il Piemonte conosceva invece una notevole crescita economica. Tra il 1858 e il 59, l'imperatore francese Napoleone III, deciso a contrastare in Italia tanto il dominio asburgico quanto i focolai rivoluzionari, prese accordi con Cavour, assicurando il suo intervento in caso di aggressione austriaca. Intanto Vittorio Emanuele II e il suo Piemonte, mossi dal grido di dolore, come si disse, di tanti italiani, provocavano l'Austria con un prestito pubblico per la causa nazionale, ma anche con la formazione dei cacciatori delle Alpi di Garibaldi, il rafforzamento dell'esercito e esercitazioni militari ai confini del Lombardo-Veneto. E l'Austria, in aprile, attaccò. Era la seconda guerra d'indipendenza. Le vittorie franco-piemontesi si susseguirono. Palestro, Magenta, Solferino e San Martino, i Savoia a Milano, Garibaldi a Bergamo e Brescia. Inaspettatamente, però, l'11 luglio 1859 Napoleone III, preoccupato per gli sviluppi esplosivi dell'Italia centrale, ma anche per l'ostilità dell'opinione pubblica francese avversa a un grande Stato italiano e con la minaccia di un intervento prussiano, siglò con l'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, all'insaputa dei piemontesi, l'armistizio di Villafranca. Questo armistizio prevedeva la cessione della Lombardia alla Francia, che l'avrebbe poi passata al Piemonte, mentre il Veneto, col Friuli, avrebbe fatto parte di una confederazione italiana soggetta all'Austria. Vittorio Emanuele II accettò. Cavour, sdegnato, si dimise. Finita la guerra, all'inizio del 1860 la questione dell'Italia centrale si risolse con le annessioni di Emilia, Romagna e Toscana al Piemonte, mentre Nizza e la Savoia andarono alla Francia. Ma intanto, fra i democratici, prendevano forma piani rivoluzionari nel sud della penisola.